Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo molte notizie di cronaca, abbiamo la politica, abbiamo l'attualità, naturalmente i collegamenti con le nostre redazioni per sapere che cosa sta accadendo proprio in questa mattinata in tutto il Veneto. Stiamo ancora aspettando dalla Regione quelli che sono i dati, dall'azienda Zero della Regione naturalmente, quelli che sono i dati riguardanti l'emergenza coronavirus, perché come sappiamo è importantissimo in questo momento verificare l'aumento eventuale nei contagi, l'aumento nel numero di contagiati e soprattutto un eventuale possibile ipotetico, perché abbiamo visto nei giorni scorsi un'altalena un po' su questo dato, la situazione delle terapie intensive del Veneto. Quindi tante cose da vedere, tante cose di cui parlare, e quindi cominciamo però con le notizie di cronaca che ci arrivano dal Padovano per ora. Stava scendendo con la sua moto dal Passo Giao il centauro 51enne di Grantorto, rimasto gravemente ferito. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo della moto invadendo l'altra corsia e finendo contro un'auto che sopraggiungeva. Terribile l'impatto. L'uomo, immediatamente soccorso, è stato trasportato prima in ospedale a Belluno, poi trasferito a Treviso in prognosi riservata. Nel corso della nostra informazione speriamo di potervi dare altre informazioni sull'evoluzione del quadro clinico della persona coinvolta in questo incidente, ma non ci sono solo gli incidenti, ci sono anche dei regolamenti di conti come quello che è andato in scena a Larcella. 2 accoltellamenti in 48 ore. Il quartiere Arcella si ritrova a fare i conti con l'incubo violenza e spaccio. L'ultima vittima è un 18enne tunisino in Italia senza fissa dimora, con una lunga lista di precedenti penali. L'aggressione si è consumata in via Induno sotto gli occhi delle telecamere di videosorveglianza. Il ragazzo è stato ferito da un connazionale che lo ha aggredito e colpito con un coltello al volto. Il giovane è stato soccorso dai carabinieri e dal personale del SUEM. Dopo aver ricevuto tutte le cure in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di 2 settimane. Solo 2 giorni fa, in via Reni, davanti a un kebab, l'accoltellamento di un altro tunisino di 45 anni. Anche su questo episodio indagano i carabinieri. Sempre per quanto riguarda la cronaca, ci è arrivato poco fa in redazione una nota riguardante un fatto che si è verificato nella zona di Schio, almeno questi sono i carabinieri di Schio, perché si tratta di un incidente avvenuto ad Arsiero. Allora, abbiamo i dati adesso. I carabinieri della stazione di Valdastico hanno deferito per omicidio stradale un uomo di 25 anni, perché alle 21 di ieri, mentre stava uscendo in retromarcia da un parcheggio ad Arsiero alla guida della sua Mercedes, ha omesso di dare la precedenza a una motocicletta, un'Honda CB 1000 condotta da un quarantenne di Tonezza del Cimone, che portava sul sellino una coetanea di Vigonza. Il conducente della moto è morto in seguito al ricovero all'ospedale San Bortolo di Vicenza per shock emorragico, mentre la donna è attualmente ricoverata all'ospedale di Mestre in prognosi riservata. Tra gli accertamenti condotti dalla pattuglia carabinieri di Valdastico vi era quello dell'alcol test, che è risultato negativo. I veicoli sono stati posti sotto sequestro e sono a disposizione della Procura di Vicenza per tutte le attività del caso. Quindi questa sera poi nel TG Vicenza sapremo qualcosa di più di questo incidente, l'ennesimo incidente mortale di questa stagione estiva davvero funesta sotto questo profilo. Questa era la cronaca. Adesso noi ricominciamo a parlare di coronavirus. Facciamo un po' il riassunto cosiddetto delle puntate precedenti, perché si parla di questo caso di un 54enne senza patologie morto a Rovigo, risultato non essere vaccinato. Balzo in avanti dei contagi in Veneto. Si contano infatti nelle ultime 24 ore 847 nuove positività, con un'incidenza rispetto ai tamponi eseguiti pari al 2%. Cala di 11 unità il numero dei ricoverati negli ospedali veneti, complessivamente 262, di cui 50 in terapia intensiva. Incremento anche nei decessi legati al Covid, 5 nelle ultime 24 ore. C'è stato un decesso anche questa notte a Rovigo, 54 anni,
Stamattina in riunione la dottoressa Simeonato ci ha riferito senza alcuna patologia, Covid puro. Si tratta di un paziente non vaccinato, come non sono immunizzate le 3 persone di 32, 57 e 71 anni ricoverate in questo momento in terapia intensiva a Rovigo. Intanto nelle ultime ore sul fronte vaccinazioni arrivano segnali positivi con un incremento delle prenotazioni e a proposito di immunizzazioni il 52,8% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto almeno una dose. Per quanto riguarda invece l'ipotesi di un terzo richiamo, Zaia ricorda i dati che arrivano da Israele che dimostrano che la terza dose riduce di 4 volte i sintomi gravi e di 10 volte l'ospedalizzazione, poi aggiunge. Ma se ci dovesse essere una terza dose non ce lo vengano a dire a dicembre o a gennaio, perché dopo è troppo tardi. Novità anche sul fronte degli anticorpi monoclonali, con il Veneto che ne utilizza il 50% di quelli somministrati in Italia. Dopo la decisione presa da AIFA lo scorso 8 agosto, nei prossimi giorni il dottor Flori invierà a tutte le ULSS e ai medici di base le nuove indicazioni. Prima era aperto a tutti dai 65 anni in su. Se avevi meno di 65 anni, per avere un'infusione di anticorpi monoclonali doveva avere, essere un grande obeso, avere il diabete o altre patologie. Con questa determinazione è aperto a tutti. Saranno i pazienti Covid su indicazione del proprio medico di base o in fase di contact tracing ad essere indirizzati all'utilizzo dei monoclonali. La somministrazione di monoclonali in Veneto ad oggi ci porta a dire che non c'è stata neanche una mortalità. E ora rivediamo il quadro della farmacosorveglianza legata alla somministrazione del vaccino contro il Covid. Le segnalazioni correlate temporalmente alla vaccinazione nella regione su circa 6 milioni di dosi sono state 15.000. Di questi 1.200 classificati come gravi. Questi i risultati dell'osservatorio sul vaccino anti-Covid che in Veneto può contare oltre che sulla farmacovigilanza anche sul canale verde. Su 6 milioni di dosi somministrate nella nostra regione dunque sono state registrate 15.000 segnalazioni di reazioni avverse pari allo 0,25%, 1.200 quelle classificate come gravi, lo 0,02%. Tra queste ultime più della metà riguardano febbre alta. Ci sono stati poi casi di svenimenti, di dissenteria, 180 di trombosi, pochissimi invece quelli riferiti a reazioni allergiche. Tra gli eventi lievi rilevati emergono casi di febbre non alta, cefalea e mialgia, altrettanto significativi i dati a livello nazionale. Su quasi 66 milioni di dosi ci sono state 84.322 segnalazioni di reazioni avverse. L'87% di queste sono state classificate come non gravi. Sono segnalazioni che sono correlate da un punto di vista temporale. Poi viene fatta una valutazione su quello che era lo stato di base del soggetto, se quella reazione effettivamente è riportata a livello anche internazionale, per capire se oggettivamente può essere collegata al vaccino. Importante la distinzione tra correlazioni temporali delle reazioni segnalate rispetto al momento della vaccinazione e quelle causali. Differenziazione importante anche quando si parla di decessi. In questo momento in Italia si contano 498 morti correlate temporalmente all'inoculazione, di queste 7 correlate anche causalmente. In Veneto sono 38 i decessi con correlazione temporale. Attualmente in Veneto non abbiamo nessuna correlazione causale tra morte e vaccino. Si stanno valutando queste correlazioni temporali. È toccato poi al direttore della medicina dello sport dell'USL 2, il cardiologo Patrizio Sarto, mettere a confronto i dati sui casi di miocarditi e pericarditi legati al vaccino e quelli invece emersi dopo il Covid. I dati italiani sono circa 3-4 per milione di dosi inoculate, quindi stiamo parlando di un dato molto contenuto. Ben diverse le percentuali di miocarditi dovuti alla malattia da coronavirus. Noi stessi abbiamo pubblicato qualche mese fa un lavoro con l'Università di Siena dove abbiamo avuto il 3,3% di casi di mioperdicardite nella popolazione di atleti che abbiano avuto il Covid. Quindi siamo 1,3%, intorno al 3% rispetto a 0,00 contro il vaccino.
Queste un po' le basi per capire, poi approfondire quello che vedremo nel seguito della nostra informazione. Parleremo naturalmente di Green Pass, parleremo di scuola, perché fra poco aprono le scuole, i ragazzi tornano in classe e i presidi hanno fatto una richiesta ben precisa per la gestione del Green Pass. Sappiamo che potrebbe diventare anche questo un problema fra poco più di 2 settimane. Tutto questo però lo vediamo dopo la pubblicità, perché adesso noi facciamo una brevissima pausa, torniamo fra pochissimo, state con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Continuiamo a parlare dell'emergenza coronavirus e dei casi che stanno un po' emergendo in questo periodo. Nei giorni scorsi è emersa anche la vicenda di un 51enne di Mira che è morto dopo 3 giorni dal vaccino. La famiglia ha denunciato il fatto, naturalmente per capire se le due cose sono collegate la procura sta svolgendo accertamenti. Lo scorso 18 agosto ha fatto il vaccino. 3 giorni dopo Alessandro Cavarretta, 51enne di Mira, è morto. La Procura di Venezia sta svolgendo gli accertamenti per verificare la denuncia esposta dalla famiglia ai carabinieri contro ignoti. Cavarretta si è vaccinato con Pfizer nel punto di Oriago. Dopo qualche ora aveva già la febbre alta e il gonfiore alle gambe. È stato visitato dal medico di base che gli avrebbe prescritto un farmaco, ma il 21 agosto la situazione sarebbe precipitata. I familiari hanno spiegato che il 51enne non riusciva a svegliarsi, quindi hanno chiamato il 118. Una volta giunti sul posto, i sanitari hanno tentato il massaggio cardiaco, ma ormai era tardi. Al momento l'ipotesi più probabile è che il decesso sia sopraggiunto per una tromboembolia, ma saranno gli esami e l'autopsia a confermarlo. Sono diversi gli aspetti che la magistratura dovrà chiarire: se la vaccinazione e l'anamnesi siano state effettuate correttamente, se l'uomo soffrisse di patologie pregresse e se sia stato fatto il possibile per salvarlo. L'ULSS 3 ha comunicato di essere disponibile a ogni collaborazione perché sia fatta chiarezza e si stringe ai familiari. Nell'interesse della campagna vaccinale in corso, comunica l'azienda sanitaria, andrà fatta ogni verifica su eventuali collegamenti tra la somministrazione del vaccino e la sintomatologia nei giorni successivi con l'esito infausto. Allora, noi ci stiamo collegando con la nostra redazione di Padova, dalla quale aspettiamo un cenno via Skype per poter iniziare il collegamento. Chiara Gaiani e Cristiano Caiende, se sono pronti, andiamo a sentire quali sono le novità padovane. Ce ne sono parecchie, perché nella lista della spesa di questa mattina figurano notizie di cronaca, notizie anche importanti per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, ma anche buone notizie di sport. È vero, Chiara? Buongiorno. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, io partirei con una notizia di servizio, perché c'è stata segnalata alla nostra redazione, abbiamo prontamente cercato di verificare cosa fosse accaduto, un disservizio nel centro vaccinale di Monselice che in realtà abbiamo scoperto si è verificato in tutti i centri vaccinali nel pomeriggio di ieri. Circa 200 persone, metà prime dosi, metà seconde dosi, infatti sono state tra virgolette rimandate a casa e invitate a presentarsi con accesso libero nella giornata di oggi, questo in riferimento al decesso avvenuto a qualche giorno dalla prima vaccinazione, 3 giorni, di un 50enne nel territorio dell'ULSS 3 Serenissima. Per questo è stato sospeso in via cautelativa un lotto di vaccino Pfizer e oggi le cose sono riprese in modo regolare. Ed ecco spiegato perché alcune persone ieri a Monselice erano state tra virgolette rimandate a casa per poi appunto essere invitate a ripresentarsi nella giornata di oggi per la vaccinazione. Stavi dicendomi forse No, prego Chiara, continua pure, avevo una domanda ma te la faccio dopo, vai. Perfetto. Io infatti di qua cambierei argomento, perché stiamo lavorando come redazione per capire qual è la situazione Green Pass all'interno delle scuole della nostra provincia. Siamo riusciti a parlare con alcuni dirigenti scolastici, tra l'altro proprio in queste ore pare ci sia anche una riunione in corso. Diciamo che i problemi sono parecchi, anche perché la riapertura ufficiale per la maggior parte del personale
personale docente e non docente degli istituti scolastici sarà il 1° settembre. Quest'oggi il ministro Bianchi ha annunciato la preparazione di una piattaforma che darà ai dirigenti scolastici semaforo verde o semaforo rosso a seconda del possesso o meno del Green Pass da parte degli operatori, ma c'è davvero molta confusione, anche perché parlavo con un dirigente scolastico che mi diceva sì, però quei 5 giorni di sospensione di cui parla il ministro, noi come dobbiamo, proprio da un punto di vista formale e legale, come ci dobbiamo muovere? Diciamo che gli interrogativi aperti sono tanti, la riapertura delle scuole il 13 settembre e per ora purtroppo c'è un gran caos. Chiara, a proposito di questo, è arrivata un'ANSA in redazione pochi istanti fa nella quale il presidente nazionale dei presidi, Antonello Giannelli, suggerisce una soluzione alternativa che i presidi hanno chiesto fin da subito, ovvero quella di avere un controllo del Green Pass centralizzato in segreteria. In pratica le scuole chiedono di potersi collegare con l'anagrafe del Green Pass. Attenzione, non all'anagrafe vaccinale, che è una cosa molto più personale e delicata, però all'anagrafe del Green Pass per sapere ogni giorno, in ogni momento, chi ha il Green Pass valido e chi no. Quindi senza dover fare lunghe trafile, controlli, cose anche un po' complicate, i presidi dicono in via amministrativa possiamo sempre sapere chi può entrare e chi no. Dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro è qualcosa di gran lunga preferibile e la dichiarazione dei presidi potrebbe essere esteso a tutte le strutture di lavoro. Questo per dare anche un altro punto di vista rispetto a quello di cui stiamo parlando. Quindi un tema che ci pare di capire sarà molto importante da qui alle prossime 2 settimane, visto che le scuole iniziano fra poco e, come è successo anche negli anni scorsi, c'è grande confusione sotto il cielo. Chiara, parliamo anche di cronaca a Padova, ci pare di capire. Sì, intanto ti do la notizia purtroppo di una donna di Vigonza che è molto grave. Purtroppo c'è anche una vittima, un incidente che è successo ad Arsiero, e un uomo di Arsiero che è indagato per omicidio stradale perché appunto a seguito di questo incidente è deceduto il conducente di un motoveicolo, mentre è molto grave una donna di Vigonza che era con lui. Quindi insomma di questo incidente vi daremo tutti i dettagli nelle edizioni di questa sera. Vi racconterei anche un episodio che è accaduto in questi giorni a Vele del Conte, su cui abbiamo già raccolto la dichiarazione del sindaco Antonello Argenti, di cui vi parleremo nei telegiornali di questa sera, ovvero lungo 2 piste ciclabili del comune, piste ciclabili peraltro molto frequentate, è stata posizionata ad altezza ginocchio della bava, quella molto sottile, tra l'altro trasparente, proprio tirata in modo tale che soprattutto una bici passando potesse avere un incidente. La sindaca Argenti ha definito chi ha fatto queste cose, che sono state segnalate prontamente da una cittadina, e queste trappole soprattutto per ciclisti sono state tolte di mezzo, li ha definiti vili. Ovviamente si cerca di capire chi possa essere stato e ci sono i vigili della Federazione del Campio Sampierese sulle tracce dei possibili autori di questo gesto. Io che penso insomma a tutte le persone che si muovono in bici lungo le nostre belle ciclabili, le belle ciclabili che hanno molti comuni, davvero è un gesto da condannare, che speriamo non si ripresenti più. Assolutamente, anzi l'idea di poterne parlare nei nostri telegiornali magari può far passare la voglia a qualcuno di fare cose simili, che insomma è ben poco uno scherzo, perché è una cosa che può diventare molto dannosa. Chiara, chiudiamo con una bella notizia invece che arriva da lontano. Sì, infatti ancora a Tokyo, ancora le Paralimpiadi, ancora Padova che tiene alti i colori italiani e veneti in vasca. Dopo il bronzo di Francesco Bettella, che è di Chiesanuova padovano, arriva un argento. Questa volta è un nuotatore paralimpico di Vo, si chiama Luigi Beggiato, che ha conquistato l'argento nei 100 stile libero. Noi tra l'altro stiamo cercando di contattare l'allenatrice, che è una donna
zona di est, e quindi vedremo di capire qual è il segreto di questi successi. Intanto con fierezza ve li raccontiamo. Molto bene, allora anche queste belle notizie che fa piacere poter portare nei nostri telegiornali, non solo cronaca ma anche novità, visto che abbiamo intervistato moltissimi dei medagliati delle Olimpiadi di Tokyo. Adesso le Olimpiadi continuano praticamente, perché è una continuità quella fra le Olimpiadi e le Paralimpiadi, che insomma è giusto per distinguerle dal punto di vista temporale, ma l'importanza possiamo dire che è la medesima, visto gli sforzi, la bravura, l'impegno di questi atleti e anche delle persone che li seguono. Quindi questa sera nei nostri telegiornali tanta informazione, tante notizie. Chiara, noi ti ringraziamo per questo collegamento. Se ci sono altre novità da Padova, non esitare a contattarci. Ringraziamo anche Cristiano Caiende per la parte tecnica e vi lasciamo andare a lavorare. Buongiorno, buon lavoro. Grazie. Torniamo in studio noi con la regia di Fabio Verina. Allora, Padova come sempre è foriera di molte notizie, molte novità, però adesso passiamo nella Marca, perché c'è una sorta di focolaio di coronavirus, torniamo a parlare di coronavirus, derivante dal ritorno di 72 soggetti, tutti macedoni, che erano andati nel loro paese d'origine per trascorrere qualche giorno di vacanza durante l'estate. Ci sono tantissimi casi e ce ne sono anche alcuni gravi in terapia intensiva. È arrivata una famiglia, abbiamo fatto il tampone, perché erano venuti a fare il tampone, da là poi siamo risaliti agli altri. Da qui è scattato il contact tracing, che in pochi giorni ha consentito all'ULSS 2 di risalire a un vero e proprio focolaio diffuso che finora conta 72 soggetti, tutti rientrati nell'ultima settimana dalla Macedonia del Nord e residenti in varie parti della Marca. Ad accomunarli nella maggioranza dei casi anche la mancata vaccinazione, soprattutto tra i casi sintomatici. Non erano vaccinati, tant'è che un paio di questi, anche giovani, sono ricoverati in terapia intensiva e intubati. Quindi vedete che chi non si vaccina, chi è a rischio, anche se è giovane, può arrivare in terapia intensiva. I due ricoveri gravi sono un uomo di 48 anni e una donna di 37, entrambi si trovano in terapia intensiva a Conegliano. Insomma, chi ha condiviso lo stesso pullman, chi la macchina. Di certo, visti i risultati, in pochi, forse nessuno ha rispettato le misure di distanziamento e di mascherina, né quelle di quarantena di 5 giorni per chi rientra dai paesi inseriti in lista D dalla Farnesina, e la Macedonia del Nord, accanto ad Albania ed Inghilterra tra gli altri, è uno di questi. Assolutamente no, difatti grazie al contact tracing siamo poi riusciti a risalire a tutti, anche perché questi ovviamente non usano i voli, ma arrivano con pullman, arrivano insieme, per cui anche se non sono della stessa famiglia, però arrivano col medesimo pullman e quindi si contagiano tra di loro, per cui il rischio è proprio di creare dei cluster importanti, per cui chiediamo veramente che si presentino ai centri tampone a fare il tampone. La raccomandazione è rivolta in particolare a chi è rientrato dalla Macedonia del Nord negli ultimi 10 giorni, una comunità, quella macedone, molto numerosa e radicata nel Trevigiano. Devono venire i nostri centri hub, i nostri centri dove facciamo i tamponi. Il tampone è gratuito, devono venire a fare il tampone, perché questa è una garanzia per loro, per i loro familiari, ma anche per gli altri, perché queste persone lavorano nelle imprese, lavorano come badanti, per cui è significativo che debbano venire a fare il tampone al rientro. Anche di questa notizia saremo poi più precisi nel corso della giornata nei nostri telegiornali fino a questa sera, per capire come starà andando, da che parte si va anche con questo cluster, questo focolaio. Buone notizie, almeno dal punto di vista del tracciamento, arrivano anche dalla possibilità di rilevare il coronavirus sui rifiuti. Questo crea un nuovo approccio. Vediamo il servizio. È possibile eseguire una sorveglianza sanitaria mediante il campionamento indiretto della saliva lasciata sui rifiuti. Secondo uno studio pubblicato in una prestigiosa rivista scientifica e condotto anche da alcuni ricercatori delle università di Padova e di Ca' Foscari a Venezia, si può rilevare la presenza del Covid anche nei campioni di saliva prelevati dai rifiuti.
Questa scoperta, per piccole comunità come scuole, mense e fabbriche, può rappresentare una metodologia innovativa e non intrusiva a completamento della sorveglianza clinica basata invece sulle diagnosi dirette dei tamponi e dei test sierologici. Lo studio è stato realizzato campionando rifiuti come tazzine da caffè e bicchieri di plastica o lattine e bottiglie in 20 siti diversi in un'area del nord Italia. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta, in onda, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Il Veneto sta festeggiando un'altra medaglia alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi di Tokyo. Il presidente Luca Zaia ha appena pubblicato un post che vediamo con la regia di Fabio Verin per fare i complimenti a Luigi Beggiato, argento appunto nel nuoto paralimpico. Le Paralimpiadi sono appena iniziate, siamo già a 2 medaglie venete, dice Zaia. Dopo il bronzo di Bettella di ieri, la mattinata italiana ci ha regalato l'argento nel centro stile libero S4 di Luigi Beggiato, centro perfetto al primo tentativo. Grande Luigi, a Luigi Beggiato vanno anche i nostri complimenti. La nostra redazione sta naturalmente lavorando per raggiungere tanto l'atleta quanto lo staff tecnico. Dovremmo riuscire ad avere qualche intervista anche con gli allenatori o l'allenatrice di questi ragazzi veramente fantastici. Poi nel corso della nostra informazione stasera scopriremo di più su quanto sta accadendo dall'altra parte del mondo. Adesso invece torniamo da questa parte del mondo e andiamo a Vicenza perché è una città un po' atipica, quella il capoluogo iberico sotto molti punti di vista, non ultimo quello della forte presenza di militari statunitensi, e negli Stati Uniti, ci segnala la nostra redazione, viene utilizzata un'altra certificazione Covid. Questo potrebbe creare qualche problema. Ecco il servizio. Green Pass si dice così perché ormai l'inglese va di moda pure nei palazzi istituzionali della Repubblica Italiana. Laddove si dovrebbe tutelare l'antica cultura italica, si rinuncia per promuovere l'idioma anglosassone. Se invece, senza sentirsi sminuiti, si vuole parlare la lingua di Dante almeno per i 700 anni dalla morte del sommo poeta, diremo carta verde. Provate a chiederla a un americano, vi dirà che lui ha la CDC card, dirà così, card, e ne avrà tutto il diritto perché, a differenza nostra, che parliamo la lingua degli altri, lui userà la sua. A Vicenza la questione è attualissima. Nella città di un altro grande italiano, Andrea Palladio, bisogna tener conto che c'è la base militare americana e negli Stati Uniti non esiste la carta verde, ma appunto c'è la CDC card. Quindi se un cittadino americano vuole entrare in bar, ristoranti, musei, teatri, biblioteche, bisognerà considerare valida la sua carta vaccinazioni Covid. Lo ha stabilito il Ministero della Salute italiano attraverso una specifica circolare e lo ricorda a tutti i suoi concittadini anche il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, che invita i commercianti vicentini a non respingere la certificazione Made in USA, e questa volta l'abbiamo detto anche noi all'americana. Ci sono casi di americani che sono stati respinti e siccome di questi tempi gli americani sono anche una risorsa a livello commerciale per la nostra città, sarebbe il caso di dire ai nostri esercenti che stiano tranquilli perché la loro card è valida e parificata alla nostra. Un'altra notizia, avevamo detto solo poco fa l'argento di Beggiato alle Paralimpiadi di Tokyo, adesso arriva un'altra notizia importante, la 4ª medaglia d'oro per l'Italia è del veronese Stefano Raimondi, che ha vinto la finale dei 100 rana nuoto categoria SB9 alle Paralimpiadi di Tokyo. Quello del 23enne di Verona è il 4º oro dell'Italia a questi giochi, oltre che la 9ª medaglia. Quindi insomma ancora medaglie per l'Italia, ancora medaglie per il Veneto. Poi bisognerà fare un bilancio a fine giornata vista la rapidità con cui arrivano questi successi dal Giappone. Noi torniamo invece alle nostre notizie, all'emergenza coronavirus, perché è stato fatto un po' un bilancio di quella che è la situazione a Padova, dove crescono i contagi. La fascia fra i 45 e i 65 anni è la più colpita.
In Veneto calano i casi positivi rispetto alla scorsa settimana, ma a Padova la situazione purtroppo è in controtendenza con un aumento di 91 casi. Attualmente in provincia ci sono 2.105 persone che risultano positive al Covid, un dato che fotografa una situazione simile a quella registrata lo scorso ottobre, quando si registravano in media 63 casi ogni 100.000 abitanti. L'andamento della curva dei contagi però a livello regionale sta andando verso una stazionarietà. In questa settimana su 6.143 tamponi eseguiti in azienda ospedaliera, 166 sono risultati positivi. Le fasce di popolazioni più colpite sono quella tra i 45 e i 65 anni e tra i 15 e i 29 anni. La variante Delta è ormai l'unica presente nel nostro territorio. In questa settimana sono stati 162 gli accessi in pronto soccorso con sintomi simili al Covid, per lo più bambini. Fortunatamente solo 4 sono risultati positivi e per 2 di loro è scattato il ricovero. 14 invece i nuovi ricoverati nei reparti. Ad oggi ci sono 19 persone affette da Covid ricoverate nel reparto di malattie infettive e 2 nel reparto di ostetricia, 2 donne in gravidanza non vaccinate, un ricovero di un lattante in pediatria e 7 persone in terapia intensiva. 6 di queste non sono vaccinate, la più giovane ha 46 anni, mentre c'è anche un anziano vaccinato ma con gravi patologie pregresse. Il direttore generale Giuseppe Dalbena ha rinnovato l'appello alla cura con gli anticorpi monoclonali che possono essere somministrati nei primi giorni in cui si registrano i sintomi del Covid. Sul fronte delle sospensioni dei sanitari Novax sono al momento 8 i dipendenti dell'azienda ospedaliera sospesi dal lavoro, 2 operatori sociosanitari e 6 infermieri. Si sta invece risolvendo positivamente verso la vaccinazione il caso di una dottoressa che fino a questo momento non aveva voluto immunizzarsi. Chiudiamo per qualche minuto il tema, il capitolo coronavirus, il capitolo legato all'emergenza. Prima di andare a vedere il resto del nostro telegiornale, arriva adesso una notizia d'agenzia nella quale si dice, visto che ricorre oggi il 43esimo anniversario dell'elezione di Papa Albino Luciani Giovanni Paolo I, avvenuta appunto il 26 agosto 1978, si fa il punto sull'attesa beatificazione del cosiddetto Papa dei 33 giorni, di cui sarebbe imminente appunto il riconoscimento del necessario miracolo. Sul quotidiano cattolico Avvenire c'è un articolo di una giornalista vice postulatrice della causa di beatificazione che annuncia che anche per il processo Super Miro sul miracolo siamo ormai alle battute finali. Per Giovanni Paolo I si avvicina il tempo della beatificazione, si attende insomma l'ultimo sì al riconoscimento della sua intercessione per la guarigione scientificamente inspiegabile 10 anni fa di una bambina. Quindi anche questa è una notizia importante, poi vedremo la nostra redazione bellunese quando se ne occuperà per approfondire, visto che si parla di un Papa nato a Canale d'Agordo appunto nel bellunese. Vedremo come andrà a finire. Torniamo a parlare invece di cultura, turismo, di tempo libero, perché ci sono dei piccoli gioielli in Veneto. Il Veneto è uno scrigno di meraviglie, lo sappiamo, la regione più turistica d'Italia, una concentrazione di bellezze che difficilmente è equiparabile ad altre situazioni in Italia. Ci sono dei piccoli gioielli che vengono tenuti aperti grazie al volontariato, grazie all'azione di persone che spendono il proprio tempo per fare in modo che turisti spesso di passaggio, come vedremo in questo caso in Riva al Brenta, possano godere di una grande bellezza. Un gioiello incastonato nel verde del lungo Brenta. Pensare che l'alluvione degli anni 60 ha rischiato di cancellare le tracce della chiesetta di San Bartolomeo, una perla dell'arte e della cultura medievale che grazie a una serie di restauri è stata ridonata alla collettività, ai turisti, ai fedeli. Uno scrigno sulla bellezza del Bassanese che si riapre. A permettere tutto ciò è la Fondazione Pirani Cremona, da 3 secoli vicina ai giovani e ai progetti di accoglienza, con particolare attenzione verso chi si trova in difficoltà. In occasione della festa di San Bartolomeo, che ricorre proprio oggi, tanti fedeli e turisti hanno scoperto con piacere della riapertura della chiesetta. L'idea era quella di un gioiello come questo metterlo a disposizione delle persone che potevano in questa maniera poterne godere. È una chiesa rara, è una chiesa del Medioevo. Attraverso una piccola passeggiata lungo il Brenta di 15 minuti appena si raggiunge questo luogo.
Una scoperta, un premio per chi si incammina lungo il Brenta e si ritrova davanti un vero frammento di storia che oltre 35 volontari raccontano facendo da guida nei weekend ai turisti italiani e stranieri. Salgono questa scalinata bellissima, arrivano a questa chiesa, si aspettano che sia come sempre chiusa e in realtà trovano aperto. L'emozione che trovano, non ci posso credere, sono così... ed è così bello vedere queste persone così entusiaste finalmente di poterle vedere. Tutti hanno dei racconti, dei ricordi e quindi è per me un motivo veramente emozionante. È stata una cosa inaspettata perché stavamo passeggiando così lungo il fiume e non sapevo neanche dell'esistenza di questa chiesetta. È bello, sì, è un'emozione. Con questa voce emozionata noi andiamo in pubblicità, facciamo una brevissima pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro TG, siamo anche oggi in onda con il Focus per approfondire, vedere, raccontare quello che succede in Veneto. Prima di andare avanti stiamo parlando di medaglie, con le medaglie d'oro, d'argento che arrivano dalle Paralimpiadi di Tokyo, e però ci sono anche altre medaglie che arrivano perché una folta delegazione di ragazzi veneti ha partecipato alle Olimpiadi della matematica, fra tutti spicca un bassanese, Matteo Poletto. Tutti i colori delle medaglie olimpiche tra bronzo, argento e oro al collo di studenti e studentesse eccezionali nel nome della matematica, arrivati a Paderno del Grappa a conclusione del Summer Math Camp, nato da un'idea del professor Francesco Rizzotto, e che hanno partecipato all'ultima finale nazionale delle Olimpiadi della matematica. Tra loro ha spiccato il bassanese Matteo Poletto, 10° posto assoluto al mondo, primo in Europa. Matteo Poletto. Un grande traguardo raggiunto da giovani delle scuole superiori di tutta Italia. A Paderno dunque consegnate le medaglie: 6 bronzo, 6 argento, 7 oro, 6, 6, 7, un numero magico, meglio un numero rock, visto che il filo conduttore della serata è stata proprio la forza della matematica, capace nei secoli di scardinare credenze, parametri della consuetudine, da sempre rivoluzionaria, fatta da uomini e donne che hanno messo al primo posto la sete di conoscenza, il mettersi in discussione nella quotidianità, la voglia di arrivare oltre, proprio come i grandi del rock. L'occasione quindi, dopo un lungo periodo di limitazioni, restrizioni e lontananza a causa Covid, per rendere onore di persona a questi ragazzi e queste ragazze con una grande passione comune, condivisa con l'amico Matteo Poletto, portabandiera dei colori della nostra Italia e della nostra Bassano. Gommatese Vicentina si congratula con Matteo Poletto, 10° classificato all'International Matematica Olimpiade 2021, c'è poi il logo delle IMO, e sotto frutto di straordinario talento, notevole impegno e grande passione per la matematica. Paderno del Grappa, 21 agosto 2021. Adesso è arrivata un po' una sorpresa, perché noi, grazie al lavoro incredibile della nostra redazione padovana, siamo già in grado di farvi vedere le prime interviste con i nostri atleti a Tokyo. Allora, cominciamo in ordine con Francesco Bettella. Sono arrivate da talmente poco tempo che non abbiamo avuto neppure il tempo di processarle. Allora, Francesco Bettella è la prima intervista che ci arriva dalla nostra redazione. Sentiamo che cosa ci dice. Di aver conquistato questa medaglia di bronzo per la mia città, Padova, e per la sua università soprattutto, e non vedo l'ora di tornare a casa e di poter festeggiare con tutti voi questo successo, però in attesa della mia seconda gara e
spero di regolare altre emozioni e cercherò di fare il massimo per portare un altro podio. Queste sono interviste che ci arrivano direttamente da Tokyo tramite il telefono cellulare a questo punto, perché è successo tutto da così poco tempo che non c'è stato il tempo di fare in altro modo. Questo era Bettella, dicevamo, questo invece è Luigi Beggiato. È andata ai 100 stile libero, uno splendido argento inaspettato. Non vedo l'ora di condividere questa gioia con voi una volta tornato a casa, e ci sentiremo per le prossime gare dei prossimi giorni, e avanti tutta. È veramente emozionante sentire le voci di questi ragazzi, per primi praticamente qui nel nostro Focus TG. Dovremmo avere anche Raimondi a brevissimo, vediamo. Non abbiamo ancora Raimondi, dovrebbe arrivare fra poco. Comunque noi cambiamo decisamente argomento per qualche istante, perché torniamo a parlare di coronavirus. Bisogna fare un po', perché nella fascia più importante del nostro telegiornale, che lo ricordiamo oggi come tutti i giorni arriva fino alle 13:30, è importante condensare un po' tutti i temi, notizie liete, belle, veramente interessanti e di primissima mano, come quelle che abbiamo appena visto, con le video interviste dei ragazzi che stanno portando a casa le bellissime medaglie per il Veneto e l'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo. Bisogna però dare un'occhiata anche alla situazione legata all'emergenza coronavirus, con la regia di Fabio Verin, che ci insegue e ci dà la possibilità di farvi vedere tutto in diretta in questa corsa che facciamo fra le notizie e i dati, le tabelle. Vediamo quelli che sono i dati appena arrivati in redazione per quanto riguarda il coronavirus. Allora, i nuovi positivi riscontrati nelle ultime ore sono 719. C'è da dire però che siamo ancora sotto la soglia delle 13.000 persone positive in Veneto. Questo è molto importante, perché vuol dire che sì, ci sono molti nuovi positivi, ma ci sono anche tante persone che guariscono. 451.830 le persone positive dall'inizio dell'emergenza coronavirus, 427.537 quelle che si sono negativizzate, 11.674 purtroppo le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza a causa del coronavirus. Scendiamo nella seconda parte della tabella, perché è quella molto importante in questo momento, probabilmente la più importante di tutte le grafiche, di tutti i riassunti che vedremo, perché ci dice la situazione della sanità del Veneto. Sono 216 le persone ricoverate in area non critica, di cui 177 che sono ancora positive al coronavirus, 39 che si sono negativizzate. Sono 46 le persone attualmente positive ricoverate in terapia intensiva, di cui 43 positive, 3 che si sono negativizzate. Vediamo le differenze con i giorni scorsi. C'è una lieve flessione, naturalmente non sono 2 persone in meno, ma sono bilanci negativi di 2 unità, sia in area non critica sia in terapia intensiva che aveva superato quota 50 solo un paio di giorni fa. Vedremo se effettivamente è già iniziata la curva di discesa, e sarebbe una notizia davvero molto molto bella e molto positiva per il futuro della gestione dell'emergenza coronavirus, oppure se si tratta di un momento di stallo che verrà superato poi dai dati nei prossimi giorni. C'è anche un decesso da segnalare nelle ultime ore. Andiamo all'altra tabella, che è quella delle vaccinazioni. La vediamo sempre con la regia di Fabio Verin. Allora, 19.936 le dosi somministrate ieri, siamo in media con i giorni precedenti, per un totale di 6.137.000 dall'inizio della campagna vaccinale, che è partita, lo ricordiamo, il 27 e il 28 dicembre, pochi giorni dopo Natale. Prime dosi sono 7.497 in più, per un totale di 3.100.000. I cicli completati sono 12.000 in più, per un totale di 2.900.000. Le dosi somministrate sono il 92% rispetto a quelle fornite, quindi vuol dire che c'è
c'è comunque magazzino, c'è possibilità di manovra. Sono il 68,9% dei veneti ha già avuto la prima dose, il 59,6% dei veneti ha avuto il ciclo completo, e qui è importante perché bisogna arrivare in tempi molto rapidi, secondo la scienza, secondo chi sta gestendo questa emergenza, alla copertura per l'immunità di gregge 70-80%. Dovrebbe arrivare, secondo le autorità, entro ottobre-settembre al massimo. Poi fasce di età, non si muove molto per quanto riguarda le prime dosi, si muove qualcosa nelle fasce più giovani per quanto riguarda il ciclo completo, e anche qui sono dati molto importanti. Vedete come siano soprattutto le fasce più alte della popolazione a essere coperte, il che è una buona notizia, perché assieme a disabili e vulnerabili sono le fasce che rischiano maggiormente di entrare in terapia intensiva o di avere ricadute gravi dal punto di vista sanitario e della salute personale in caso di contatto con il coronavirus. Ultima parte di questa tabella, è sceso in modo drastico il grafico delle inoculazioni settimanali. Ci vorrà un po' di tempo, un po' di lavoro per riportarlo verso l'alto. È plausibile che questa settimana si superino le 150-160 mila unità, ma bisognerà fare molto di più per tornare ai livelli di luglio e di fine luglio, insomma di prima settimana di quel mese. Usciamo anche da questa grafica, abbiamo parlato di emergenza coronavirus, adesso prima di andare a vedere il resto cerchiamo di capire se possiamo interagire con la nostra redazione veneziana. Non ancora, perché ci avvertono che stanno chiudendo alcune interviste, poi le avremo qui in diretta con noi per un'iniziativa molto importante che si sta svolgendo a Venezia. Invece ci dicono dalla nostra redazione padovana che è possibile avere un collegamento con Valentina Visentin, che sta intervistando i nostri atleti che stanno partecipando alle Paralimpiadi di Tokyo. Noi l'avvertiamo che può entrare quando vuole, naturalmente tutto espresso, tutto in diretta, per raccontarci, magari le interviste le abbiamo sentite, ma per raccontarci l'emozione di questi ragazzi. Nel frattempo che la nostra redazione si prepara, noi andiamo a vedere una segnalazione, la risposta a una segnalazione che ci era arrivata, perché voi sapete che parte della nostra informazione si basa sulle segnalazioni che arrivano da voi telespettatori tramite mail, WhatsApp, telefonate. Molte persone arrivano nelle nostre redazioni direttamente con fotografie, incartamenti e problemi da portare all'attenzione di chi governa. Noi diamo sempre una mano, approfondiamo, verifichiamo. In questo caso ci avevano segnalato delle barriere mancanti lungo la statale 47 Valsugana. Abbiamo contattato i sindaci, abbiamo contattato chi c'era da sentire, e sentite cosa ci hanno risposto. Una luce in fondo al tunnel, anche se in questo caso non si parla di gallerie ma di barriere lungo la statale 47 Valsugana. Barriere che mancano, come abbiamo raccontato, all'altezza di via Perosi, una zona al confine fra Cassola e Romano de Zellino. Proprio il sindaco di Cassola, Aldo Maroso, aveva dichiarato ai microfoni di Rete Veneta che la competenza del tratto è di ANAS e che presto si sarebbe trovata una soluzione al problema che va avanti da anni. Gli fa eco il primo cittadino di Romano de Zellino, Simone Bontorin, che oltre a garantire sulle tempistiche dei lavori di messa in sicurezza, propone anche un ulteriore intervento da realizzare contestualmente. Certamente la sicurezza dei residenti è la priorità, e in questo caso il dovere del Comune di Romano è quello di sollecitare il responsabile di questa mancata sicurezza, diciamo in questo caso, o di questa disattenzione, secondo me, un po' alla manutenzione delle barriere. Lì abbiamo buoni contatti con ANAS, stiamo collaborando bene con ANAS in altre realtà sempre legate alla statale 47, di conseguenza ci attiveremo per chiedere ad ANAS di porre rimedio a questa situazione. Sul lato est c'è stato un incidente qualche anno fa di via Perosi che quindi ha portato le barriere ad essere non più sostituite ma tamponate con delle barriere
barriere posticce. Di conseguenza quello che posso prendere come impegno del Comune di Romano è quello di intervenire con ANAS, chiedere loro di ripristinare quanto prima quella situazione e soprattutto anche di valutare se non sia il caso di sostituire o migliorare quella che è la struttura e la situazione delle barriere lungo, direi, tutta la parte che passa sopra il centro abitato, quindi non solo via Perosi ma anche più a nord, proprio per permetterci di fare un bel lavoro. Sulle tempistiche Bontorin dichiara: credo che proprio in ottica di collaborazione si possa in qualche mese arrivare ad una soluzione. Parlo di qualche mese perché poi tra richieste e risposte passano questi tempi. Questa era una risposta a una segnalazione che c'era arrivata, come sempre, come vi dicevamo noi, le approfondiamo, le seguiamo, le portiamo all'attenzione di chi di dovere e cerchiamo di dare una mano. Adesso torniamo a parlare delle Paralimpiadi di Tokyo che ci stanno dando enormi soddisfazioni in queste ore. La nostra redazione di Padova è riuscita ad agganciare, vista la concomitanza di orari anche abbastanza comodi per tutti, sia per i nostri giornalisti che per gli atleti che sono a Tokyo, alcuni dei ragazzi che stanno portando a casa queste medaglie per il Veneto. Valentina, noi abbiamo già visto, abbiamo sentito già qualche intervista, però chiediamo a voi che li avete sentiti, insomma è sempre un'emozione parlare con qualcuno che porta a casa una medaglia olimpica. Assolutamente sì, Ferdinando, è stato emozionantissimo perché sono riuscita a sentire al telefono, grazie a Federica Fornasiero, allenatrice di nuoto della società Astea Padova Onlus, che ha seguito questi atleti, li ha visti crescere e quindi sono riuscita a sentirla al telefono e con una videochiamata davvero emozionante abbiamo salutato non solo Francesco Bettella, che è l'atleta padovano che ieri ci ha regalato la prima medaglia paralimpica con il suo bronzo nei 100 d'orso, ma anche abbiamo salutato proprio Luigi Beggiato, appena uscito dall'acqua, l'atleta di Vo, che questa mattina, per noi mattina, per Tokyo, invece se parliamo delle prime ore del pomeriggio, si è aggiudicato invece l'argento. Pensate, Luigi Beggiato è giovanissimo, ha 23 anni, è la sua prima Olimpiade, è un ragazzo di Vo, sono orgoglioso di aver portato questa volta con me il nome di Vo per una bella notizia, quindi lo faccio conoscere al mondo anche per una bella notizia, per questa sua prima medaglia, perché per Luigi si tratta della prima Olimpiade, già partecipato a un europeo, ma questa è una medaglia davvero speciale perché le Paralimpiadi sono regalano emozioni completamente diverse, ci ha spiegato Luigi, che era ancora con i capelli umidi dall'acqua, quindi proprio uscito dalla vasca e che stava guardando insieme a Federica Fornasiero la premiazione di un altro atleta veneto, veronese, che invece si è aggiudicato Raimondi l'oro sempre nel nuoto. Quindi Stefano Raimondi di Zimella di Verona che si è aggiudicato invece l'oro sempre nel nuoto. Quindi il nuoto che a queste Paralimpiadi ci sta regalando davvero tante emozioni, insomma un vivaio davvero ricco, quello della nostra regione, con Padova in prima fila, che ci ha fatto veramente emozionare. Devo dire, la voce di questi ragazzi era veramente piena di gioia per Bettella, che ha vinto ieri il bronzo, forse un pizzico di delusione perché sperava nell'argento, ma ha detto che si rifarà, ce l'ha promesso, dobbiamo però seguirli sempre, ci hanno detto si rifarà nelle prossime gare. Valentina, allora intanto noi vi ringraziamo per questo collegamento interessantissimo e le interviste le vediamo per bene nei nostri telegiornali di questa sera. Ringraziamo la nostra redazione padovana che stamattina ha fatto un lavoro davvero notevole nel raggiungere questi atleti che hanno portato a casa queste medaglie per il Veneto dalle Paralimpiadi di Tokyo. Come dicevamo, tutto il resto lo vediamo nei nostri telegiornali. Adesso passiamo da Padova a Venezia, dove c'è Ilaria Marchiori che ci aspetta per raccontarci di un'iniziativa di grande attualità. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo qui a Venezia in campo San Geremia, dove si è concluso da poco il flash mob che è stato organizzato in segno di solidarietà nei confronti delle donne afghane che in questo momento stanno vivendo letteralmente nel terrore e sperano in qualche modo di essere aiutate. Questo è flash mob che non solo è andato in scena qui a Venezia ma anche in altre città. La mobilitazione all'hashtag
Save Afghanistan Women, ed è stato organizzato proprio da Venezia Manifesta, dalla sua rete, dall'ordine, dal sindacato dei giornalisti Veneto e l'associazione della stampa veneziana, con l'adesione di Articolo 21 Veneto, dal Granello di Senape, dal coordinamento Donne SPI metropolitano. Tante le donne presenti, ma non solo, anche tante le testimonianze di rifugiati afghani che si trovano qui in Italia e in particolare qui a Venezia. Tra l'altro ci è appena stata anche comunicata da poco una notizia, ovvero che proprio questa mattina sarebbe stato ucciso un giornalista di Tolo TV, una delle televisioni che maggiormente testimonia e racconta quanto succede, quanto accade in Afghanistan. Questo è un brutto segnale, e ci ha detto proprio Giuseppe Giulietti, la presidente dell'FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa, perché oltre ovviamente alle donne, ad essere anche maggiormente presi di mira sono i giornalisti che raccontano quello che succede, che raccontano la verità e che testimoniano quanto sta accadendo in Afghanistan. Abbiamo avuto modo anche di sentire, di intervistare Barbara Schiavulli, la giornalista, la collega inviata in Afghanistan, che ora si trova qui, che vorrebbe ritornare a Kabul, ma in questo momento ovviamente ha delle difficoltà, e che ci ha detto una frase anche molto forte: se non si farà qualcosa, se veramente non si interverrà anche a livello internazionale, l'Afghanistan rischia di essere quello che era 20 anni fa, 20 anni in cui si è potuto vivere anche di quelle che erano state le conquiste che per molti di noi possono sembrare cose normali, come ad esempio per una donna poter uscire di casa liberamente o andare in bicicletta, ma che invece per loro sono state delle vere e proprie conquiste che ora rischiano di perdere. Ma la collega ci ha anche detto che se non si farà qualcosa tempestivamente, l'Afghanistan può proprio ritornare ad essere quello di 20 anni fa, l'Afghanistan chiuso e con tutto quello che già sappiamo. Ecco che da qui anche il sindacato dei giornalisti, l'appello al presidente Mario Draghi, dicono che sia sempre dimostrato sensibile e attento affinché sia il garante di questo impegno, investendo nella comunità internazionale, soprattutto l'Europa, si legge proprio in questo messaggio, possa avviare, oltre ai piani di salvezza di vita delle persone, anche la possibilità concreta di realizzare percorsi di integrazione per i collaboratori afghani e per le loro famiglie. Ma un appello va anche alla Regione Veneto, ovviamente al Comune di Venezia, perché si impegnino a tenere alta l'attenzione su quanto sta succedendo in Afghanistan, sostenendo tutte le iniziative di solidarietà, proprio come quella di oggi qui in campo San Geremia, le iniziative di accoglienza e concreta vicinanza al popolo afghano a tutti i livelli. Qui oggi era presente anche Ahmed Ahmadi, che è il fratello di Zara, che abbiamo avuto modo di conoscere le scorse settimane, perché si è impegnato lanciando numerosi appelli proprio per far ritornare la sorella 32enne dall'Afghanistan, un attivista che da tempo si batte per i diritti delle donne afghane e che ora sappiamo essere in quarantena, ma che speriamo di poter contattare una volta che sarà terminata la sua quarantena. Come lei però sono tante le donne che stanno aspettando di poter rientrare, di trovare una via di fuga, perché ci ha raccontato proprio una persona che ha moltissimi familiari e moltissime donne, nipotini bloccati lì in Afghanistan, che vivono letteralmente nel terrore, sono terrorizzate, hanno paura di morire da un momento all'altro, così i loro figli. Questa è la situazione, queste sono le testimonianze di disperazione delle persone che abbiamo potuto ascoltare qui oggi e che chiedono di non girarsi dall'altra parte, di non chiudere gli occhi, ma di poter dare ognuno il proprio contributo per come può darlo, e noi forse lo possiamo fare anche attraverso il nostro mezzo che può raccontare queste testimonianze e lanciare messaggi anche alle istituzioni che a questo punto dovrebbero e potrebbero intervenire. Ilaria. Se non ci sono altre domande, io restituisco la linea
linea allo studio. Ilaria, noi ti ringraziamo tantissimo per questa testimonianza molto importante di attualità internazionale, quindi di grandissimo valore. Sappiamo quello che sta succedendo, purtroppo ne sappiamo solo una parte, vista naturalmente la difficoltà per la categoria, per la stampa, di poter raccontare tutto quello che sta accadendo in Afghanistan in questi giorni così convulsi. Chiudendo per un attimo questa parentesi di informazione internazionale, ti voglio chiedere qualcosa su Venezia, perché insomma siamo in centro a Venezia, noi raccontiamo con il nostro Focus TG anche l'attualità del Veneto, un Veneto che in questi giorni sta vivendo un periodo dal punto di vista turistico, un rinascimento, diciamo, c'è davvero gente ovunque, ci sono presenze straniere anche importanti che arrivano nelle grandi città d'arte. Naturalmente Venezia è capoluogo, capitale anche del turismo veneto. Come va da quelle parti in queste giornate? Siamo all'inizio con gli ambasciatori, funzionari. Sì, le presenze sono di sicuro aumentate rispetto a quello che è stato l'ultimo anno e mezzo, anche se devo dire con obiettività che non sono le presenze reali a cui eravamo abituati noi, che testimoniavamo e che sempre abbiamo testimoniato i grandi flussi turistici, e comunque l'amministrazione. Sono aumentate, sono considerevolmente, però non siamo ancora ai livelli, diciamo, pre-Covid, però proprio in vista di tornare a quelli che sono i livelli pre-Covid, proprio la settimana scorsa l'amministrazione ha annunciato di voler mettere in campo dai prossimi mesi l'utilizzo dei varchi, quelli più volgarmente definiti tornelli, proprio perché così chi vorrà venire a Venezia da fuori Veneto dovrà prenotare e pagare anche una piccola cifra che verrà stabilita in corso d'opera, mentre per quanto riguarda i veneti e diciamo chi viene e i non residenti ma comunque residenti in Veneto dovranno solamente prenotare e non pagare alcuna cifra. Certo non è facile poter pensare di venire in città e dover prenotare, però questa è la situazione di una città affollatissima, in modo da poter assicurare anche i massimi controlli ed evitare tutti quegli affollamenti che abbiamo visto nei periodi pre-Covid e che con tutta probabilità adesso si stanno ripristinando, stanno tornando anche se lentamente ad essere proprio quelli. Ilaria, grazie di questa puntualizzazione anche sul versante turistico. Noi ti ringraziamo per questo importante e interessante collegamento. Ovviamente se ci sono notizie importanti da Venezia, noi siamo in onda fino alle 13:30, non esitate a contattarci, le daremo come sempre in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Torniamo in studio e facciamo adesso l'ultima brevissima pausa pubblicitaria, però ricordatevi che noi siamo in onda fino alle 13:30 appunto, ci sono ancora molte notizie da dare, ci sono anche degli aggiornamenti importanti, quindi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. È arrivato in questo momento dalla Regione un aggiornamento della situazione di focolai Covid di rientro dai paesi balcanici positivi a quota 216. Allora, sono saliti a 135 cittadini della Macedonia del Nord risultati positivi al Covid a rientro dalle ferie nel loro paese. Ne dà notizia appunto la sanità regionale. Tra questi 13 tutti non vaccinati sono ricoverati negli ospedali di Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto. 3 si trovano attualmente in terapia intensiva. Il range di età dei ricoverati va dai 27 ai 72 anni. La maggior parte delle positività si è registrata nel distretto di Pieve di Soligo con 71 casi, seguita da Asolo con 37, Treviso con 27. Ai 135 macedoni attualmente positivi vanno ad aggiungersi nell'ambito dei cluster riconducibili alle ferie trascorse nei paesi dell'area balcanica 52 positivi tra coloro che sono rientrati dal Kosovo e 29 albanesi di rientro dal loro paese, per un totale di 216 casi.
La Regione ricorda che il rientro da tutti questi paesi, come per paesi del gruppo D dell'ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021, ovvero Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia e Erzegovina, Brunei, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Ucraina, Taiwan, regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, prevede la quarantena di 5 giorni, l'effettuazione di un tampone finale e la registrazione del proprio rientro tramite un modello scaricabile dai siti della sanità regionali. La sanità veneta rinnova l'appello a rispettare tutte queste misure per i rientri. Quindi nel corso delle nostre edizioni dei telegiornali potremo essere ancora più chiari su questa situazione che sta cominciando a diventare un po' complicata per quanto riguarda i numeri. Cambiamo decisamente argomento, chiudiamo definitivamente il capitolo dell'emergenza coronavirus e andiamo a Cartigliano, un piccolo centro del Bassanese dove il sindaco, l'onorevole Germano Racchella, vuole dare un giro di vite sui controlli per gli automobilisti indisciplinati con l'arrivo di altri T-Red. Cartigliano non è un autodromo, lo scandisce con tono perentorio il sindaco Germano Racchella, che preannuncia un giro di vite nei confronti degli automobilisti indisciplinati. Purtroppo il problema della velocità delle automobili a Cartigliano esiste, non lo possiamo nascondere. È da un anno che stiamo cercando di risolverlo, anche viste le ripetute chiamate e richieste di aiuto da parte di tutti i cittadini. Oltre al Targa System installato l'anno scorso, abbiamo deciso di intensificare i controlli sulle strade urbane con telelaser e autovelox. Inoltre cercheremo un modo per dare la sensazione che la strada si restringa con delle barriere che saranno installate ai lati delle strade e il centro strada. Sicurezza e viabilità sono priorità che l'amministrazione ha sempre curato. Il crescente numero delle segnalazioni ha tuttavia fatto scattare il semaforo verde all'installazione di nuove apparecchiature di controllo. E a proposito di semafori, inoltre a fine anno installeremo il T-Red al semaforo di Scalchi in convenzione con il comune di Tezze sul Brenta dopo le ripetute segnalazioni di persone che passavano col semaforo rosso. Questa era una proposta, l'idea del sindaco di Cartigliano. Cambiamo ancora argomento, andiamo a vedere la situazione della scuola, perché ci sono gli esami di riparazione, alcuni sono già iniziati, altri inizieranno a brevissimo e si parla già della ripresa dell'anno scolastico. A settembre comincia un nuovo anno scolastico e per molti istituti e scuole superiori iniziano gli esami di riparazione in modo tale da consentire ai consigli di classe di prendere le decisioni finali entro la fine di agosto. Abbiamo predisposto un calendario dal 26 per gli esami, per il recupero dei debiti. Li svolgeremo in presenza nell'altra sede con tutte le misure per il contenimento del Covid già previste per quest'anno scolastico. Diversamente dallo scorso anno, per gli studenti delle scuole superiori non è garantita la promozione automatica se non vengono recuperate tutte le insufficienze e pertanto non si possono tirare le somme e voltare pagina. Erano 3 prove di storia, matematica e italiano, di appunto delle materie che non ho passato durante l'anno. L'inizio delle lezioni in presenza al 100% quest'anno a settembre garantisce un ritorno alla normalità. La questione più spinosa è appunto il Green Pass per i docenti. Anche qui stiamo attendendo delle indicazioni da parte dell'ufficio scolastico o degli uffici di competenza. E a proposito delle misure che verranno adottate a settembre, ne abbiamo parlato anche con l'assessore regionale alla sanità. Ieri c'è stato un incontro tecnico per le cosiddette scuole sentinella, ossia il monitoraggio all'interno delle scuole con l'utilizzo dei tamponi salivari molecolari per capire se il virus si diffonde ed evitare quindi la DAD e quindi mantenere la scuola in presenza. E questo lo faremo a livello nazionale con i tamponi che saranno forniti direttamente dal commissario. L'altro provvedimento su cui si sta discutendo è quello delle linee guida vere e proprie per la ripresa dell'anno scolastico, quindi distanziamento, utilizzo della mascherina,
come comportarsi durante le ore di attività fisica, nelle mense, durante gli spostamenti e quant'altro, ma saranno linee molto simili, insomma, a quelle che già conosciamo e che abbiamo utilizzato l'anno scolastico precedente. Torniamo alla cronaca, perché quella di ieri è stata una giornata decisamente complicata in A4. L'autostrada è stata chiusa praticamente tutto il giorno per una cisterna di GPL che è andata a fuoco. Sono stati pesantissimi i disagi per il traffico. L'autostrada chiusa in entrambe le direzioni con i pesanti disagi al traffico e quel rimorchio annerito e ancora fumante appena dopo l'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco. Scenario di un'altra giornata di passione lungo l'A4 nel tratto più critico, quello tra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste. Un disastro sfiorato, in fiamme una cisterna carica di GPL. Scattato l'allarme dell'autista dopo le 11, i pompieri sono arrivati sul posto con molta difficoltà per il traffico congestionato da Latisana, Portogruaro, Sandona di Piave, Udine, Pordenone e Mestre con 3 autopompe, 5 autobotti, il carro NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico e 25 operatori. Sono riusciti a spegnere l'incendio che aveva coinvolto il gruppo valvolare, riuscendo anche a intercettare la perdita. A scopo cautelativo, le poche case circostanti sono state fatte evacuare. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Potrebbero essere state innescate dal fuoco scaturito da uno pneumatico posteriore per un probabile riscaldamento. La situazione è stata monitorata dall'alto dall'elicottero Drago 81, mentre il nucleo NBCR ha predisposto tutti i lavori preliminari per il travaso sul posto del GPL su un'altra autocisterna. Necessario per questo bloccare il traffico. Autovie ha disposto la chiusura dell'entrata di Latisana verso Venezia e dell'allacciamento A4-A28 in direzione Trieste. La concessionaria ha istituito l'uscita obbligatoria a Portogruaro per chi era diretto verso Trieste e quella di Latisana per chi viaggiava in direzione Venezia. Inevitabili le code. La riapertura dell'autostrada avverrà soltanto in tarda serata. Ovviamente l'apertura è avvenuta ieri sera in tarda serata. Oggi la situazione è per ora normale, speriamo di non dover raccontare altri incidenti. Un'altra notizia, una tragedia che ricordiamo tutti, è avvenuta qualche giorno fa. Un bambino di 5 anni morto dopo essere stato visitato in 3 ospedali. La procura apre un fascicolo. L'ispezione è iniziata questa mattina ed è in corso. Il primo pensiero è un pensiero di condoglianze alla famiglia, no, da parte nostra. Sono tragedie. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova conferma l'avvio dell'ispezione ordinata nelle scorse ore dal presidente Luca Zaia per far luce sulla morte del piccolo Giacomo Lionello, il bimbo di 5 anni di Portoviro, deceduto lunedì mattina dopo essere stato visitato in 3 diversi ospedali della regione. Anche a Chioggia ispettori al lavoro, mentre l'USL Polesana non rilascia dichiarazioni per quanto riguarda Adria, la prima struttura a cui si erano rivolti i genitori del piccolo arrivato in ospedale con vomito e mal di pancia e dimesso con la diagnosi di gastroenterite. Il bimbo poi era stato portato dalla famiglia a Chioggia e da qui, dopo 3 arresti cardiaci, il trasferimento a Padova, dove è arrivato già in condizioni critiche e dove è deceduto nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Anche il ministro della Salute Roberto Speranza nelle scorse ore ha disposto l'invio di un'ispezione ministeriale negli ospedali. Secondo i familiari il bambino non soffriva di particolari patologie. Cosa abbia provocato il decesso del piccolo Giacomo lo chiarirà l'autopsia disposta dal pubblico ministero Marco Peraro. L'incarico è stato affidato al medico legale trevigiano Cindy Visentin. La procura di Padova ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento senza indagati. Per formulare le accuse di reato si attenderanno gli esiti dell'esame autoptico che verrà svolto domani pomeriggio. Abbiamo parlato anche con l'avvocato della famiglia del piccolo Giacomo. Si è svolta oggi la prima udienza tecnica sul caso del piccolo Giacomo, il bimbo di 5 anni di Portoviro, morto dopo le visite negli ospedali di Adria, Chioggia e Padova. Udienza in cui si è delineato il caso. È stata richiesta la documentazione clinica da parte dell'avvocato della difesa e si è deciso per l'autopsia. Siamo in una fase, come vi ho detto, di accertamento iniziale, quindi dobbiamo verificare, dobbiamo ancora acquisire la documentazione medica, tutto quello che riguarda appunto la fase degli accertamenti preliminari in sostanza. Quindi dallo Stato, quindi il pubblico ministero ha aperto un procedimento proprio in ragione di questo, perché vuole vedere, capire, ovviamente i familiari, soprattutto i genitori, sono qui che stanno
ai genitori che hanno già dato il consenso anche per l'espianto degli organi, quindi però siamo in una fase in cui attendiamo questi chiarimenti, queste evidenze, e domani speriamo di saperne qualcosa in più. Ora dunque non resta che attendere. I prossimi passi sono quelli di attendere l'esito di questi accertamenti, avere la possibilità quindi di avere l'accesso di verificare tutta la documentazione medica e clinica che è stata, per quanto non è che ci sia grandi cose, perché stiamo parlando di qualcosa che si è in un lampo di 24 ore, di 36 ore massimo, insomma ci stiamo discutendo di questo. Quindi vedere, e dopodiché uno fa le sue valutazioni, la famiglia fa le sue valutazioni, e con i nostri consulenti decideremo i passi da fare, come anche il pubblico ministero ovviamente, che sarà lui che deciderà anche cosa intende, come intende procedere. Cambiamo zona e torniamo a Vicenza, perché si sta parlando di trasporti per le scuole in un momento che sarà molto complesso per la gestione del trasporto pubblico sia su gomma che su rotaia. Per quanto riguarda la gomma, SVT è pronto con 117 corse in più. Scatta il conto alla rovescia per la riapertura della scuola, ma la vera sfida sono autobus e corriere. Riusciranno a trasportare gli studenti senza alimentare l'epidemia con assembramenti a bordo o alle fermate? Le autorità competenti, dai sindaci al provveditorato, hanno trovato oggi la quadratura del cerchio. Nel Palazzo della Provincia l'ultimo summit decreta la strategia da adottare a cominciare dal 13 settembre, quando suonerà la prima campanella. Dal 13 di settembre SVT schiererà 360 corse ordinarie, a cui si aggiungeranno 117 corse fatte anche con l'ausilio dei privati. In questa maniera pensiamo di affrontare l'inizio dell'attività scolastica nel migliore dei modi, garantendo la capienza all'80% e una presenza a scuola al 100%. Confermati anche gli steward per gestire le entrate e le uscite dagli autobus. Sono 45, saranno assunti già dal 6 settembre per avere tutta una settimana di formazione in modo da poter svolgere il loro ruolo molto importante, pronti dal 13 di settembre. Ovviamente si parte così, poi siccome l'epidemia non è prevedibile, SVT si prepara ad affrontare tutti gli scenari possibili, anche i peggiori, come il calo della capienza sulle corriere dall'80 al 50%. Effettivamente SVT è pronta a mettere in campo ulteriori mezzi, per cui i primi giorni saranno importantissimi per verificare l'efficienza e l'efficacia del servizio, e la ditta poi è sicuramente orientata a recepire eventuali situazioni di criticità e a porvi rimedio in tempi brevi. Chiudiamo con un tema che, anche se nessuno se lo aspettava, sta infiammando gli animi in questo periodo in cui ci sarebbero tanti temi di cui parlare, ovvero la figura di Luigi Cadorna. Se ne è parlato anche nel focus condotto dal nostro direttore Luigi Baccialli, fra scambi di opinioni e un probabile passaggio anche alle aule di tribunale. È scontro e rischia di finire anche in un'aula di tribunale con una querela per diffamazione già depositata, lo scambio di accuse tra il segretario di Indipendenza Veneta Michele Favero e il nipote del generale Luigi Cadorna, ai vertici della nostra gerarchia militare nella Prima Guerra Mondiale. Favero contesta la tattica e le strategie adottate da Cadorna, accusando di aver portato alla morte migliaia di soldati italiani, una posizione espressa, usando parole forti, anche durante la puntata di lunedì scorso di Focus, condotta dal nostro direttore Luigi Baccialli. Evidentemente il nipote ha questa nostalgia di un nazionalismo che sta ormai perdendo quota e vuole difendere una storia fasulla, farlocca, che è stata seminata per tanti anni dal tricolore, di tanti soldati mandati a morire, in particolare da Cadorna e dalla sua politica di guerra totalmente fallimentare con le sue spallate sull'Isonzo. Il direttore Baccialli ha invitato in diretta il nipote di Cadorna, Carlo, a intervenire per replicare e infatti pochi minuti dopo Andrea Tirondola, avvocato del nipote di Cadorna, contatta la redazione e interviene. La querela per diffamazione nei confronti di Favero, spiega il legale, è partita per alcune parole giudicate offensive fuori dal contesto di critica storica al comportamento del generale. Il mio assistito agisce nei confronti del signor Favero e anche di altre persone non
per degli giudizi storici che devono restare al di fuori delle aule del tribunale. Non siamo così stupidi da pensare che una sentenza possa dire chi ha fatto bene o chi ha fatto male. Si contestano unicamente dei termini che sono criminale, che sono assassino, che sono maiale, che sono porco, e potrei continuare. Elogiato inoltre da Favero e contestato dall'avvocato Tirondola il film Uomini contro di Francesco Rosi, giudicato dal primo utile a capire il comportamento sbagliato di Cadorna e dal secondo una negativa opera di propaganda. Fuori! E io le ordino di uscire ugualmente. E subito. Se lei mi dà un ordine, io non posso fare nient'altro che eseguirlo. Tienilo per mio ricordo. Vuole o non vuole dare l'ordine di intervenire? Signor no. Va applicato l'articolo 92, decimazione. La vicenda, insomma, sembra non concludersi qui. Ci sarà un obbligatorio tentativo di mediazione che pare proprio destinato al fallimento e la guerra, stavolta nelle aule di tribunale, sembra destinata a continuare. Fatti che risalgono a più di 100 anni fa, che continuano ad avere ripercussioni anche sul nostro presente, sulla nostra vita quotidiana. Vi ricordiamo che quest'anno sarà tra l'altro il centenario del Milite Ignoto. Stanno iniziando molte celebrazioni che arriveranno anche in Veneto, ovviamente, per toccare il Monte Grappa, l'altopiano dei 7 comuni, quasi certamente il Pasubio, tutte le zone poi che sono state teatro di quei fatti di oltre 100 anni fa. Ve le racconteremo, ci saranno anche sicuramente delle situazioni che andranno chiarite, ma tutto questo lo vediamo nella nostra informazione. Detto questo, noi vi ringraziamo per essere stati con noi fin qui, vi invitiamo a seguire i nostri telegiornali di questa sera, TG Bassano, TG di Vicenza, per tutti gli approfondimenti di quello che è stato visto fin qui. Domani alle 12:30 c'è il governatore Luca Zaia per una serie di comunicazioni importanti sull'emergenza coronavirus. Ringraziamo Fabio Verin per la regia e vi auguriamo un buon pomeriggio.